Salve a tutti, oggi vi presento un personaggio storico della nostra isola, il quale ha dato le fondamenta per gli studi riguardanti l'archeologia in Sardegna e non solo, ovvero il professor Giovanni Lillio. Tutto tratto dal mio Problemi e prospettive della pianificazione linguistica in Sardegna, lingua, storia e società, aggiornato il 28 di febbraio del 2019. Il professor Lilliu nasceva il 13 marzo del 1914 in Barumini, provincia di Cagliari, figlio di Giuseppe e Anastasia Frailis. Aveva frequentato il primo ciclo delle elementari nel centro marmellese, concludendo i restanti 3 anni presso il Collegio dei Salesiani in Lanusei, dove frequentava anche il ginnasio. Giovanni si spostava a Frascati nel collegio di Don Bosco di Villassora e in seguito andava a Roma, dove si era iscritto nell'università e frequentava il corso di lettere classiche con particolare attenzione agli studi archeologici e paleontologici. Il 9 di luglio del 1938 si laureava discutendo la tesi sulle religioni, esattamente sulla religione primitiva in Sardegna, in cui evidenziava anche la sua formazione cristiana. Il professor Lillio ha dimostrato non solo in teoria ma soprattutto con i fatti anche la sua cultura, la sua formazione, la sua personalità cristiana. Dopo la laurea prendeva la specializzazione in archeologia, discutendo una tesi sulle stele puniche di Sulci e per alcuni anni era assistente volontario alla cattedra di paleontologia dell'Ateneo Romano. Mentre l'Italia era ancora in guerra, il 1 febbraio del 1943, Giovanni Lillio ad incomenzare la carriera in Sardegna in qualità di professore. Infatti veniva chiamato ad insegnare paleontologia e geografia nella facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli Studi di Cagliari. Successivamente insegnava archeologia, storia delle religioni e antichità sarde. Così ricordava a quel periodo il professore. Prendo dal mio testo. La Sardegna mi ridiede salute e affetti. Ero ancora ammalato quando le bombe nel 1943 piovevano su Cagliari. Abitavo in compagnia di mio cognato, ma sembrava di essere in prima linea. Lì, in quella casa, non so più di chi, nel quartiere della Marina, affacciato sul porto in fiamme. Scappammo terrorizzati al nostro paesello, conclude il professor Lillio. Bellissimo. Dal 44 al 55 Giovanni era funzionario della soprintendenza alle antichità della Sardegna come ispettore e come direttore. Nel 1939 iniziava la sua attività sul campo, infatti mise in essere immense ricerche e iniziava gli scavi che gli permettevano di mettere in luce il grande patrimonio del popolo sardo, ossia i Nuragic. Dal 1951 al 1956 venivano fatti gli scavi più famosi, ovvero il complesso nuragico su Nuragi, in Barumini Tutus, a Villa del Giovanni, il quale evidenziava le capacità scientifiche del Lillio nel mondo accademico internazionale. Lo studioso baruminese, nel corso della sua lunga vita, scriveva immense opere, tra le quali potremmo ricordare la civiltà dei Sardi, dal Neolitico all'età dei Nuraghi e i Nuraghi. Uomo riconosciuto a livello intellettuale in tutti gli ambienti, ciò gli permetteva di ricoprire incarichi accademici e altri di altissimo livello.
ovvero preside della facoltà di lettere per quasi 20 anni, facoltà dell'Università di Cagliari, direttore dell'Istituto di Antichità, Archeologia e Arte, componente del Consiglio di amministrazione e presidente della Commissione dell'Ateneo, fondatore e docente nella Scuola Specialistica di Studi Sardi e così via. Lo mettiamo anche direttore del Bollettino Archeologico Sardo, presidente dell'Istituto Superiore Etnografico, eccetera, eccetera, eccetera. Subaru Milesu, come si seriava Giovanni Lillio e disse tutto, aveva una stima profonda per l'amico e politico Emilio Lussu, scusate, come abbiamo visto anche quando abbiamo trattato Lussu, come testimone egli stesso. Così dice il professor Lillio. Emilio Lussu, che fra gli uomini politici sardi contemporanei è certo quello più fortemente caratterizzato alla sarda e ha insieme il sapore del mondo. Accolto e descritto in un articolo recente questa drammatica situazione storica della sua isola, che dura ancora oggi. Questo dramma è, in sostanza, il complesso di inferiorità, conclude il professor Lillio. Bene, il 1990 è stato un anno molto molto importante perché riconosceva la grandezza di Giovanni Lillio nel mondo, ovverosia veniva nominato socio nazionale dell'Accademia dei Lincei di Roma, unico sardo nella storia a ricoprire questa onorificenza, quindi il massimo. Su Giovanni io collaboravo con il Prusno Dias, rivistas del suo periodo, periodicus, giornali sardos, continentali e internazionali, quindi aveva collaborato con le più rinomate riviste del periodo, sia a livello nazionale e internazionale. Però dobbiamo anche evidenziare come la sua educazione familiare e quella ricevuta nell'ambiente studentesco aveva fatto sì che zio Giovanni non restasse a guardare gli eventi politici, ma si assumeva, o per meglio dire, si assumesse in prima persona la responsabilità di attivarsi in modo tale da risolvere i problemi dei sardi. Non per niente, fin da universitario era militante nelle fila dell'Azione Cattolica e della FUCI. In seguito faceva parte della corrente di sinistra della Democrazia Cristiana Sarda, ricoprendo la carica di consigliere regionale, assessore e consigliere della provincia di Cagliari e consigliere del comune di Cagliari. Quindi un percorso anche politico del nostro zio Giovanni. Così l'accademico dei Lincei considerava l'azione politica che i cattolici intellettuali dovevano svolgere per una società migliore. Quindi questo è un fatto molto molto importante che spesso, potremmo dire, non viene considerato per quanto riguarda la personalità politica del zio Giovanni. Infatti lui così diceva per quanto riguardava la politica. Prendiamo tutto dal mio volume. Ok. Nel significato che noi cattolici diamo alla storia, cioè alla vita, c'è ovviamente quello dell'intervento della divina provvidenza che ne sa più di noi singoli e lavora con noi, dentro di noi e sopra di noi. Ma c'è anche nel concreto dell'attività pratica, e in particolare della politica, la concezione della storia come pensiero e come azioni umane. Il pensiero è, in fondo, la cultura e l'azione sostanzialmente, nel processo storico, è la politica. Così, continua il professore, cultura e politica, sinonimi di pensiero e azione, sono necessariamente connessi in un rapporto di interdipendenza e di integrazione reciproca. Stupendo. Negli anni 90 il professor Lillio
Continuava la sua attività politica e soprattutto proseguiva il suo impegno per valorizzare, tutelare e promuovere la cultura sarda e la lingua, come testimonia il suo volume dal titolo Sentido del Libertare, in cui sono presenti anche i suoi saggi in lingua sarda. Mi permetto di citare anche il pensiero di un illustre studioso dell'Università di Cagliari, ovvero di professor Giulio Paulis, in quanto con queste parole evidenzia il lavoro fatto da Zio Giovanni Lilliu per la crescita di una coscienza nazionale sarda. Sempre da noi. Così dice il professor Giulio Paulis. Come pago tempo su Giovanni Lelio ha fatto 90 anni, quindi stava onorando il professor Lelio per i suoi 90 anni. Giornales, revistas, radio, televisiones, tutto una boga l'antifestato, commenta fra l'arzo dell'identità di sarda, commenta babà e mannu de dotto son sardos. E non battuta per una che su chi ha nato è iscritto d'ora da Sisico, con suo sentimento comune della gente e finalmente con stabilità. Infatti, non balattere che in sos ultimos 50 annos ha integrato che a Giovanni Lelio tutta sa vita a favorire su nascere e su crescere di una coscienza nazionale sarda. Così conclude il professor Giulio Paulis per onorare i 90 anni del professor Lelio. Bene, il 19 febbraio del 2012 il grande professor Lelio passava a miglior vita e oggi dal camposanto della sua Barumini e sono sicuro dal paradiso guarda la sua creatura, ovvero sia Sonurashi. Spero che vi sia piaciuta anche la storia di professor Lelio. Ricordiamoci sempre di tutelare, valorizzare e promuovere la lingua e la cultura sarda in ogni suo aspetto. In buon'ora con saluti.